punteruolo rosso che ha distrutto migliaia di palme nell'isola e cambiato anche l'aspetto di molte città e paesi. Ma ci sono appunto importanti novità, ce le racconta Paolo Mastino e poi ne parliamo in studio. Il primo caso in Sardegna venne registrato nel 2007 a Barisardo. Da allora, per le palme piantate nell'isola è stato un lungo calvario. Centinaia i paesi coinvolti, migliaia le palme abbattute a causa del contagio. La triste conta degli abbattimenti non è aggiornata, ma i numeri fanno paura comunque. Ad Alghero, ad esempio, il 50% delle palme pubbliche è stato attaccato dal punteruolo rosso. A Tortolì quasi 1000 le palme abbattute. A Cagliari l'insetto killer sta mettendo a dura prova il patrimonio cittadino, che contava quasi 7000 palme. Negli anni il comune ne ha dovuto abbattere oltre 1000, con una spesa di diverse centinaia di migliaia di euro, risorse che vanno a sommarsi a quelle destinate ai tentativi di salvataggio delle palme contagiate, ma non ancora aggredite del tutto. Numeri enormi che non tengono però conto delle palme che si trovano o si trovavano nei giardini privati, e così anno dopo anno città e paesi hanno cambiato totalmente il loro aspetto. La guerra al punteruolo rosso è durissima, ma dopo un pessimo inizio, ora la ricerca ha affilato le armi e riesce a portare a casa almeno qualche battaglia, da una parte con le specie di palme resistenti al punteruolo, dall'altra con i trattamenti basati sulla lotta biologica. E allora torniamo a collegarci con l'orto botanico dell'Università di Cagliari, dove c'è Simone Lupo Bagnacagni. A te Simone. Sì, avete sentito nel servizio, si è trattato di un vero e proprio bollettino di guerra, perdite ingenti in tutta l'isola per le palme. Noi siamo con il direttore dell'orto botanico dell'Università di Cagliari, Gianluigi Bacchetta. A che punto siamo in questa battaglia? Anche noi abbiamo avuto perdite ingenti, nonostante i trattamenti che si sono realizzati sin dall'inizio. Trattamenti che abbiamo realizzato dal punto di vista chimico con esoterapia ed endoterapia e che hanno avuto sì degli effetti, ma hanno anche dei problemi di sostenibilità ambientale e di salute pubblica. Conseguentemente in un luogo come l'orto botanico, che oltre a voler essere vivo e condiviso vuole essere anche sostenibile, si è optato per dei trattamenti biologici, utilizzando quindi delle nuove tecniche sviluppate in concerto con l'Orto Botanico di Valencia, dell'Università di Valencia, e grazie anche alla collaborazione che si è attivata con l'agenzia Forestas, con la quale da tempo collaboriamo, e grazie ad un accordo siglato tra il nostro Ateneo e l'agenzia si sta operando sia qua che a Villa Devoto. Quindi uno di questi modi è appunto utilizzare queste nuove tecniche biologiche, e un altro invece è quello di potare in modo aggressivo ma conservativo le palme? Diciamo che le due tecniche si associano, quindi noi operiamo con dei trattamenti biologici con le larve dei nematodi associate a dei trattamenti di chirurgia arborea che attuiamo sugli individui che sono stati colpiti dal punteruolo rosso. Le due pratiche non sono alternative, appunto, ma si possono attuare allo stesso tempo, e quindi noi di fatto abbiamo da un anno a questa parte portato avanti trattamenti sia con i nematodi che poi pratiche di chirurgia arborea sugli individui colpiti e danneggiati. E invece, uscendo dai muri dell'orto botanico, fuori questa guerra al coleottero assassino come sta andando? Beh, per il Comune di Cagliari va bene perché ci sono risorse economiche ed il Comune si è attivato già da molto tempo per cercare di contenere il coleottero. Il problema è che comunque all'interno della città non tutti hanno le risorse economiche per poter operare, e in particolar modo i privati o non sono consapevoli del pericolo, o quando lo sono non hanno comunque delle risorse per poter operare. Fuori da Cagliari ci sono delle realtà molto differenziate, comuni che hanno operato senza difficoltà, altri che per carenze di risorse economiche non sono stati in grado di affrontare il problema e stanno patendo gli effetti nefasti. A voi la linea per il collegamento con Sassari. Sì, esatto, noi torniamo